Omicidio di Paolo Vai. Sono le 2 del pomeriggio quando i carabinieri e gli avvocati della difesa, con il medico legale di parte, escono dalla casa di via Valderomani a Vittorio Veneto. Un sopralluogo di 6 ore per cercare di chiarire le circostanze della morte del 57enne, per l'omicidio del quale sono in carcere la convivente Patrizia Armellin e l'amica Angelica Cormaci. 6 ore di accertamenti richiesti inizialmente dagli avvocati della difesa con la formula dell'incidente probatorio e successivamente disposti dal pubblico ministero con un accertamento tecnico irripetibile con l'ausilio dei carabinieri del nucleo investigativo di Treviso. Gli inquirenti con la prova del luminol hanno voluto accertare se vi fossero delle tracce di trascinamento del cadavere di Paolo Vai dalla stanza dove sarebbe cominciato il litigio a quella dove è stato trovato il cadavere del 57enne. In realtà questi segni non sono emersi, quindi questo avvalora la tesi e quanto poi riferito dalle due indagate. Secondo gli avvocati della difesa, le 2 donne si erano solo difese da un'aggressione. Le prime dichiarazioni di Angelica Cormaci e di Patrizia Armellin non farebbero testo perché estrapolate alle 2 donne in ospedale quando erano ancora sotto shock e sotto l'effetto di farmaci. Sono state verbalizzate la mattina dopo in ospedale, dopo che ad entrambe erano stati somministrati dei farmaci, entrambe hanno riferito di essere sotto morfina anche per le percosse che avevano ricevuto nel corso della colluttazione. Io non ritengo comunque che queste dichiarazioni siano da considerarsi una confessione. Da chiarire con precisione, secondo il medico legale di parte, le esatte cause della morte e il legame con le patologie delle quali Vai soffriva. La tesi oggi più probabile è l'infarto da shock, da spasmo delle coronarie in paziente con diabete, paziente con epilessia, paziente con cirrosi epatica.